Un'iniziativa veramente lodevole e diamo il buongiorno a Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna, e a Daniela Secchi, coordinatrice del progetto. Ti abbraccio, buongiorno. 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 Secchi, inizio proprio da lei. Appunto c'è questa campagna, ricordiamo perché state raccogliendo i fondi e come è possibile donare. Allora, il numero solidale nasce per le difficoltà che le famiglie che si rivolgono a noi hanno nell'acquisto di beni di prima necessità, soprattutto per quanto riguarda la cura dei neonati e dei bambini più piccoli, quindi pannolini, omogenizzati, latte in polvere, salviette e tutto ciò che serve per la cura dei più piccoli. Il numero solidale ci consente di acquistare questi beni e quindi di dare un contributo alle famiglie indigenti. È possibile farlo attraverso il numero solidale che è il 45592 tramite SMS per una donazione di 2 euro o tramite chiamata per una donazione di 5 o 10 euro. Bressanello, quali sono i bisogni di questa fascia della popolazione? I bisogni sono i bisogni primari, noi di quello ci occupiamo, per cui veramente il cibo, la spesa, come diceva Leonardo, nel servizio, fare in modo che queste famiglie, soprattutto quelle che hanno i bambini a casa, i bambini piccoli, più di 2000 minorenni sono in questo momento registrati al servizio che Daniela coordina all'Exme e 300, si diceva anche prima, sono i piccolissimi, quindi i bisogni primari relativi a loro sono questi. La parte dei beni che è più difficile da reperire è proprio quella che Daniela ricordava, però mi piace anche aggiungere, c'era nel servizio, traspariva, noi cerchiamo di fare in modo che queste persone abbiano rispetto, abbiano dignità, ci sia anche orgoglio nella restituzione. C'è questo principio che ho imparato in questa bella terra che mi ospita da tanti anni, no? Quello del sagiudo torrao, l'ho detto bene, che vuol dire l'aiuto ritornato, no? E quindi tutti coloro che vengono da noi sono anche chiamati a restituire. Questo crea dignità, crea rispetto e quindi diciamo, c'è un abbraccio che non è solo fatto di beni primari, è fatto anche di queste attenzioni, dello psicologo che gira magari con un bicchiere d'acqua durante la fila e degli educatori che si prendono i bambini e fanno in modo di tenerli da parte a giocare mentre magari i genitori sono a prendere i beni. Secchi, i bisogni sono in aumento, lo dice anche l'Istat. Voi che cosa rilevate? Confermiamo un aumento esponenziale soprattutto nei mesi invernali. Probabilmente il lavoro stagionale aiuta le famiglie ad avere maggiori contributi, maggiore lavoro, però nei mesi invernali c'è un decisivo aumento. Naturalmente il nostro servizio nasce in corrispondenza di un bisogno della popolazione, in corrispondenza del Covid, della pandemia. È stato un aumento veramente cospicuo. Siamo partiti da 15 famiglie che si rivolgevano a noi presenti nel nostro quartiere, siamo arrivati a coprire l'area metropolitana di Cagliari con più di 51 comuni. Abbiamo più di 2000 famiglie iscritte e 7000 persone che si rivolgono a noi. Come diceva Leonardo, più di 2000 sono bambini. Qual è il quartiere, ricordiamolo? Il quartiere è Santa Teresa di Pirri, a Cagliari. Bressanello, un appello alle istituzioni, lei è qui anche per lanciare un appello a chi ci governa. Beh sì, allora per noi la campagna che stiamo facendo è una scusa, ovviamente ci auguriamo che tutti facciano questo numero, il 45592, che ci siano i fondi necessari a prendere più beni e prodotti possibili. Però poi siamo qui anche perché ci piace l'idea che di queste cose si parli un po' più spesso, che le istituzioni, e poi magari non solo le istituzioni, non girino la testa dall'altra parte. Ormai questa è un'emergenza che non è più un'emergenza, è strutturale, quindi vanno date delle risposte che non sono più quelle dell'emergenza, devono essere risposte che oltretutto considerino la diversità delle persone che sono in fila, perché ci sono quelli che veramente non ce la fanno e ci sono quelli che si sono trovati in un momento di grande difficoltà e però potrebbero farcela. Penso che da questo punto di vista una maggiore attenzione ai servizi come quelli dell'Exme da parte dell'istituzione sia necessario, ma soprattutto un piano di lavori socialmente utili per aiutare coloro che non ce la fanno o non ce la possono fare più di tanto, ad avere un lavoro 40 ore a settimana in maniera intensiva. E il sostegno a coloro che invece magari ce la potrebbero fare, si trovano in una situazione di difficoltà e avrebbero veramente necessità di poco per ritornare ad una vita normale. C'è bisogno anche di nuove leggi o la legislazione? Ma io penso che non sia un tema di legislazione, sia proprio un tema di impegno da parte di chi
parlo dei politici ma anche gli amministratori, i dirigenti e i funzionari, si può e si deve a mio avviso occupare con un'attenzione maggiore di questi temi. Secchi, dall'appello alle istituzioni all'appello ai sardi e ai volontari, perché no? Esatto, e come diceva Leonardo, nel servizio il contributo della popolazione è fondamentale proprio per riuscire a mandare avanti il servizio di Ti Abbraccio. A tal proposito approfitterei anche di menzionare il sito di Domus de Luna, domusdeluna.it, dove è possibile trovare una sezione dedicata al volontariato nella quale poterci contattare. Bressanello, qual è il profilo medio del volontario? Chi è il vostro volontario? Che cosa fa? C'è di tutto, c'è Leonardo, c'è il vicino della strada di Via Sanna, ci sono tanti che magari sono andati in pensione e hanno voglia di spendere il loro tempo in modo intelligente, in modo utile. Ci sono tanti ragazzi che magari sono cresciuti con noi 10-15 anni fa e che oggi stanno restituendo e vengono a fare i volontari all'ex medio Domus de Luna. Secchi, lei ha iniziato come volontaria, immagino? Sì, esatto, ho iniziato come volontaria, poi ho conosciuto tutte le aree del servizio e adesso non scappa più. lo coordino. Che cosa le dava a fare la volontaria? Allora, è una ricchezza a livello personale, soprattutto lo scambio con le persone, lo scambio emotivo, la vicinanza, l'affetto che le persone dimostrano nel momento in cui ricevono un aiuto e anche l'aiuto ricambiato ne è una prova. Bene, complimenti, continuate così. Ripetiamo il numero 45592 per donare via SMS o con telefonata. Vi ringrazio, grazie a Ugo Bressanello e a Daniela Secchi di Fondazione Domus de Luna.